coraggioso venire qua e soprattutto è stata una volontà nuova di cambiare. Il cambiamento fa sempre paura, però bisogna farlo e provarci. Abbiamo avuto una buona risposta da parte delle associazioni che in modo molto attivo hanno partecipato alla manifestazione e anche un'ottima risposta da parte della parte scientifica dei relatori con delle relazioni di elevatissimo livello che hanno gettato una luce sul futuro. È molto difficile fare questo, però pare proprio che abbiamo centrato il tema, e poi anche una luce su un'azienda sanitaria che ha il più alto numero di turisti praticamente d'Italia, perlomeno a luglio-agosto, e che si è data da fare nel tempo per migliorare quello che è la risposta a questo turismo nel rispetto di quello che è però la popolazione residente, riuscendoci peraltro. Quindi Venezia in Salute ha centrato l'obiettivo di fare rete, di portare avanti qualcosa di sociale e di altamente interessante per la popolazione e per gli operatori, e anche l'ultimo obiettivo, che io credo sia abbastanza importante, quello di estendersi al di fuori di quello che è Mestre e quindi andare nella provincia di Venezia, che è la provincia dell'Ordine dei Medici, chirurghi e odontoiatri appunto di Venezia.